Nelle puntate precedenti, all'MTG stanno succedendo delle cose davvero pazzerelle. Camminando nei corridoi, Mario si imbatte nel corpo spiaggiato della truccatrice Jenny che, nascostasi nell'ufficio di Ginetto con l'intenzione di fecondarsi, ha ricevuto da quest'ultimo una botta micidiale in testa e ora giace in stato di incoscienza. I medici arrivati sul posto tentano di spostare il corpo voluminoso con manovre che fanno la storia del pronto soccorso, ma ogni tentativo si rivela vano perché Jenny è in coma irremovibile. Intanto, ormai senza più speranze, il maestro di lettura, affidato da Mario a Ginetto, si dimette dal suo incarico senza aver fatto alcun progresso. Tuttavia, nel pieno dello sconforto, Mario capisce che ad abbattere la truccatrice è stato Ginetto. Minaccia quindi Lord Micidial di denunciare suo figlio a meno che non venga annullato il suo contratto all'MTG e si possa dimettere. Ora sembra che sia Mario a tenere per le palle Lord Micidial. Ma vediamo con i simpatici fratelli Peluria che diamine succederà in questa nuova puntata di Mario. Quindi ricapitolando, partiamo con lo sponsor. Amarino Malo dall'India col collegamento lungo, poi Salvo Errori con il servizio sulla droga contraffatta, Danny gravido, poi il servizio sui canguri. Ah no, scusa, quello è saltato, scusa. Mamma mia, guarda che roba, guarda. Poverina. Oh, hai visto come sono magri i genitori? Quella tutta lei si mangiava, Se muore gli va anche bene. Però sei vergognoso, dai. Sì, la bambina succhia. Vabbè, poi c'è il servizio di Fabrizio Spadellati sulla Gioconda, poi Gio Cagnaccia con la Maison de Bonbon, poi comunque Salvo Errori, drammi micidiali e poi andiamo a puttane, ci facciamo 2 birre, arriva Hulk e ci fa esplodere, giusto? Sì, giusto, certo. Ma giusto cosa? Mi stai ascoltando, Mario? Ricky, non volevo dirtelo, ma questa è la mia ultima edizione. Mario, ma che Mario stai dicendo? C'ho un asso nella manica micidiale. Da domani mollo tutto, me ne vado. Adios, lasso huegos, amico. Salve, lei è Mario? Sì, sono io. Lei chi è? Piacere, Marta Franceschini, nuova vice direttrice. Ah, nuova vice direttrice. Ma lo sa dove è capitata lei? Si rende conto? Purtroppo sì, infatti le volevo parlare di questo. So che ora la diretta, ma se le va possiamo vederci sulla terrazza al primo fuori onda, ok? Va bene. Ah. Lo sa che lei è molto più Mario di quello che sembra in TV? Davvero? Grazie. Comunque sono Ricky, è piacere mio. Sono più Mario? Convieni? Dal vivo? Oddio. Grazie, Miki. Chi è lei? Nuova truccatrice? Sì, piacere, Stimini-Gonna. Piacere, Mario. Cos'è la fiera delle novità oggi? Nuova truccatrice, nuova vice direttrice. Mario, Eccolo qua. che devo fare io? Tu che devi fare, Ginetto? Mi vai a prendere qualcosa per la gola, che ho un po' di mal di gola oggi, Grazie. Vado subito. Non fa niente che non ho ancora imparato a leggere? No, vai tranquillo, vai. Vai tranquillo, dritto per dritto, vai. Vai a... Quanto manca? Dai, vai con lo sponsor, dai. Questo programma è offerto da... Sei calvo e non hai i capelli? Hai provato 1000 soluzioni, ma nessuna è quella giusta? Da oggi arriva Cappelli, il cappello di capelli. Grazie alla sua colla micidiale, il Cappelli resterà attaccato alla tua testa per mesi. Cappelli, il cappello con capelli che si incolla in testa e non va più via. Cappelli, e nessuno potrà dire che sei un calvo. Ma tu non sei calvo? Niente affatto. Vediamo.
In effetti, non posso dimostrarlo. E fino a prova contraria è un presunto capellone. Cappelli. E nessuno potrà dire che sei un calvo. E ora MTG con Oscar Carogna, Gio Cagnaccia, Salvo Errori e il pluritelegattato Mario. Un cordiale buongiorno dal Micidi al TG. Apriamo questa edizione dando finalmente lo spazio che si merita al nostro inviato internazionale simbolo. Sto parlando di Amarino Mallo, che oggi si trova in India, dove stanno avvenendo dei fatti molto gravi. Amarino, ci sei? Sì Mario, ti sento benissimo, buongiorno a tutti. Buongiorno Marino, sei in India, giusto? Sì, esattamente Mario, per l'esattezza sono a Mumbai, dove sta veramente succedendo di ragazzi, tutto. scusate, ma qua non si possono La fare collegamenti, Ma... Mi scusi, sono un corrispondente. Che sei? Sono un corrispondente, sto facendo il mio lavoro. Lo so, ho capito, ma se io faccio collegare te, qua mi si collegano tutti i giornalisti che vengono... Ma state ancora a filmare? No ragazzi, non si può filmare qua. Mario, sono costretto a ridarti la linea, voi studio! Ciao Mario! Ci dispiace molto Marino, proveremo a ricollegarci più tardi. E ora passiamo alla cronaca. Proprio questa mattina un'operazione dei carabinieri ha portato al sequestro di un grosso quantitativo di droga contraffatta. Il servizio di Salvo Errori. Non si ferma l'attività di contrasto da parte delle forze dell'ordine all'abusivismo nei parchi cittadini, dove sempre più spesso accanto agli onesti spacciatori appaiono personaggi loschi pronti a truffare i drogati con quella che in linguaggio giuridico viene chiamata una sola. Ingente il quantitativo di merce sequestrata nell'ultimo blitz da parte delle forze dell'ordine: 10 kg di zucchero, 8 kg di prezzemolo, 4 di salvia, oltre a mezzo ettaro di terra già diviso in dosi e pronto per essere venduto. Intanto i pusher regolari hanno indetto uno sciopero generale contro la concorrenza sleale dei cosiddetti soloni, che attirano i loro clienti grazie ai prezzi stracciati della loro merce. Cioè, capito? Io faccio lo spacciatore da una vita e mo arrivano questi guaglionetti che danno l'erba a 5 euro. Ma questo è il pusone gli danno alle persone. La roba buona costa, cioè il THC è come la vitamina C. Io come li sfamo ai miei figli, capì? Intanto il numero delle sole è in costante aumento e sta diventando una vera e propria piaga sociale. Ma che cosa può fare il comune drogato per difendersi da questo spiacevole fenomeno? Allora, per prima cosa bisogna sempre verificare la qualità della merce prima di effettuare il pagamento. Cioè, questa è proprio la prima regola del perfetto drogato. In caso secondario, ragazzi, qualora doveste riscontrare delle anomalie, delle irregolarità, segnalatecelo, fatecelo sapere, noi siamo qui per aiutarvi. E allora con questo è tutto da Salvo Errori, a voi la riga. E ora il nostro Danny Gravito ci spiega come costruire una macchina del tempo con pochi semplici consigli. Il servizio. Michelangelo, quanto abbiamo? 327 secondi, Mario. Credo che io e lei vogliamo la stessa cosa. Cioè? Distruggere la micidiale. Perché lei che motivi ha? Sono stata incastrata da una maledettissima clausola in 3D. Sì, lo so che sembra strano. No, non sembra strano. Io ce n'ho una in diagonale, si figuri. La sciabolata. Perché la conosci? È la peggiore. Però io e lei insieme possiamo rovinarli. Insieme? E come? Lavoro per le aziende micidial da 4 anni e ho raccolto centinaia di prove sui loro crimini. E che tipo di crimini? La micidial è impiegata in cose che lei neanche si immagina. 11 settembre, scie chimiche, attentato a Kennedy, la calvizie. La calvizie, addirittura? Sì, la micidial ha inventato la calvizie. Ma è più grave di quello che pensassi, è un dramma micidiale. Il mio piano è questo. Io le fornisco le prove e lei le rende pubbliche attraverso il TG. Che mi dice? Sì, va bene. Vorrei solo pensarci in un posto più appartato, più con calma. Certo. Le va? 29 secondi, Mario. Ed ora una straordinaria esclusiva.
No, dicevo, è ora una straordinaria esclusiva del nostro TG. Abbiamo rintracciato la vera Gioconda. Sì, sto parlando proprio della modella che ha posato per il celeberrimo dipinto di Leonardo. L'ha intervistata per noi Fabrizio Spadellati. Il servizio. Buongiorno signora, lei come si chiama? Io mi chiamo Lisa. E di cognome? Monna. Vive in questa piccola palazzina alla periferia di Prato, la donna più ammirata del mondo, la Monna Lisa. L'abbiamo rintracciata grazie alla segnalazione di un telespettatore. Da tempo lontana dalle luci dei riflettori e dalle feste VIP, non ama molto le telecamere, ma quando le offriamo 50 euro sembra sciogliersi e ci mostra addirittura il vestito che indossò per Leonardo. Venite, venite. Attenti a non sgraffiarmi il muro, eh? Ecco, questo è il vestito. Contento? Bellissimo! Adesso se ne può andare. Signora, quindi la gente la riconosce ancora? Oh sì, mi riconoscono e vorrebbero fare il quadro insieme. Ah, quindi lei poserebbe per un altro dipinto? Per un dipinto sì, però nuda no, perché adesso quelli che fanno tutte le fotografie sulle riviste così, sono tutte nude. E io non mi metterei nuda. E poi senta, ma lei è un po' curioso. Ma cosa gliene importa lei di quello che faccio io? Mi fa un sacco di domande, io basta, non ne rispondo più. Come ogni diva che si rispetti, anche la Monna Lisa ha i suoi piccoli momenti di follia. Ma dietro a quelle moltissime rughe e l'odore di naftalina si può ancora intravedere il misterioso sorriso che affascina da sempre l'umanità intera. E come ogni anno, ieri si è svolta la fatidica maratona di New York. In pratica ci sono delle persone che corrono da un punto all'altro della città e si divertono. E allora andiamo a vedere come hanno corso quest'anno. Niente, non va. Ti dà un po' Mario che sei lucidino. Ok, va bene Steve. 60 secondi in onda. Chiudi gli occhi per me un attimino. Certo, come desideri. Che cos'è? È un prodotto nuovo, Mario, servirà a farti sembrare ancora più bello. Ah, va bene. Simpatico. Ultimamente... Quasi fatto, ancora un attimino. Vai, tranquillo. Che cazzo è sta roba? È lo sponsor, Mario. Sarei un testimonial fantastico. Ma che cazzo è? Oh! Non va via, Michelangelo, fai qualcosa. 4 secondi. Me lo togli? 3. Fai qualcosa. Non va via. 2, Mario. Mario, 1, 2. Mario. E come sapete, scusate per il look, e come sapete Milano è la capitale del business e spesso sorgono delle iniziative interessanti. Sentiamo cosa ci racconta Giocagnaccia. Sì Mario, mi trovo qui a Milano alla Triennale dove è stato allestito uno spazio molto particolare nel quale domani ci sarà l'inaugurazione di questa nuova iniziativa che si chiamerà la Maison du Bonbon. Siamo qui con Lorenzo Bertani, il creatore del progetto. Lorenzo, raccontaci un po', dacci qualche anteprima. Sì, la Maison du Bonbon è l'idea di portare il reale in una nuova dimensione, che vada oltre, che scardini i soliti cliché. Quindi cosa dobbiamo aspettarci? La Maison du Bonbon si rivolge a tutti coloro i quali vogliono assaporare un mondo, un sogno, superarlo, andare oltre, scavare nella propria intimità, nella propria individualità, le radici. Ma a livello pratico che cosa fate? Scanniamo i porci. Ma dottore, l'ho ammazzato tutti, ve ne posso andare a fanculo? Ma raccomando, Quintalone, tutto bene, che tu lo costasci, che sia tutto perfetto. Sì. Ma raccomando. Bene, grazie Lorenzo. A te la linea, Mario. Scusatemi ancora per il look, ma non posso farci niente. Quanto può essere crudele la vita per alcuni di noi lo scopriamo subito con la nostra rubrica Drammi micidiali. Mario, scusa che ci ho messo tanto, ma ho trovato la cosa migliore per la gola. Ah, meno male, almeno tu
Dio grazie, guarda come sono ridotto. Cos'è, la propoli? No, la sciarpa. Ma che cazzo è la sciarpa? Un farmaco? Si mette così. Ma non va bene, un farmaco, volevo una medicina, un medicinale. La sciarpa. Vuoi un altro colore? Non è il colore, non va bene sta roba. Questa è la storia di Sandro Rummel, un ragazzo come tanti, la cui vita però è stata costellata da eventi molto spiacevoli. Sandro nasce all'età di 5 anni. Durante il parto perde la madre che muore squartata a causa della massa di un infante che non è più tale. Qualche istante dopo perde anche il padre che muore di ribrezzo assistendo al parto letale. Dopo la morte dei suoi genitori, Sandro decide di sfogare tutta la rabbia nella box, scoprendo così di essere un portatore sano di pugni. Era nato per tirare pugni. Avevo una rabbia micidiale. Sandro coltiva così il suo straordinario talento per la box e dopo pochi mesi sfida il campione in carica. Ma ad una settimana dall'incontro, Sandro perde l'uso delle braccia a causa di una rarissima malattia, la lebbraccia. Perdere l'uso delle braccia è la cosa peggiore che può capitare a un uomo. La cosa peggiore. Questo avrebbe scoraggiato chiunque, ma non Sandro Rummel, che decide lo stesso di salire sul ring. Pensavo che la mia determinazione mi avrebbe portato a sconfiggere un ostacolo. E invece mi sbagliavo. Ma il destino non premia il coraggio di Sandro, che cade al tappeto alla prima ripresa, devastato dai colpi del tremendo Timothy McPugno. Un mese dopo, quando si riprende dai traumi dell'incontro, Sandro trova l'amore. Dorothy Malore, l'infermiera obesa che lo tiene in cura, diventa la sua nuova ragione di vita. Appena l'ho vista, ho capito subito che sarebbe stata la donna della mia vita. E quindi le ho chiesto subito di sposarmi. In breve tempo i due convolano a nozze, ma sull'altare una nuova sciagura colpisce Sandro. Poco prima di pronunciare il fatidico sì, Dorothy muore di vecchiaia. Aveva solo 31 anni. Dopo la morte della non futura moglie, Sandro si reca a Lourdes e riacquista l'uso delle braccia. Il ritrovato uso degli arti superiori spinge Sandro verso una nuova passione, il pianoforte. In qualche mese apprende quello che una persona normale apprenderebbe in tutta una vita. Aveva una sensibilità unica, perché tutto quello che aveva passato nella vita, lui lo incanalava nella musica. E il risultato era qualcosa di sublime. Tuttavia, a pochi minuti dal suo primo concerto di debutto, Sandro viene colpito dal crampo perenne di fingersack e perde l'uso delle dita. Ma Sandro non si scoraggia, neanche questa volta. Pensavo che il pubblico avrebbe ascoltato il mio cuore, non le mie dita. Purtroppo mi sono sbagliato. Oggi, a distanza di un anno da quel fiasco clamoroso, Sandro Rummel ha finalmente trovato la sua vocazione. Almeno fino al prossimo incidente. Bene, per oggi abbiamo finito. Io vi do appuntamento a domani, come sempre, dritto per dritto. Grazie. Viene via, non viene via, non viene via. Cazzo. Aia. Oltre a questi fascicoli ci sono anche dei file audio, con delle registrazioni da mettersi le mani nei capelli. Scusa. No, tranquilla. Poi dovrò capire come togliermi sto maledetto cappelli. Senti, ma hai qualcosa da farmi sentire? Certo, questa è la prima. Risale allo scandalo Diossina del 76. Ascolta. Bianchetti, voglio che la Brianza sia ricoperta di diossina. Così imparano a non farmi costruire le mie fabbriche qui. No, ma è assurdo. Com'è possibile, scusami? Non lo so, ma è possibile e non è niente. Ascolta questa. Ecco Kennedy, eccolo.
Prendi la mira, prendi la mira! Ecco così, bravo! Ora spara! Bravo! Scommetto un altro dollaro che lo centri di nuovo! Ancora, ancora un altro! L'hai fatto, secco! Ma questa è una cosa di una gravità impressionante, Marta. E non è finita. Ma non si capisce niente! The tower! The towers! Fly straight to the tower! Dritto per dritto sulle torri! Altrimenti non ti pago lo stipendio! No. Ma, cioè, questa è una roba micidiale. Lo so. Qui dobbiamo fare qualcosa al più presto. Sì, ma dobbiamo fare in fretta. Non c'è tempo. Ok, allora, queste me lo lasci? Sì. Allora io me le ascolto stanotte e domani preparo un servizio bomba e lo massacriamo. Lo massacriamo. Dritto per dritto. Dritto per dritto.